Buongiorno e buon giovedì 9 novembre, ben ritrovati, prima edizione, primo appuntamento con l'informazione di Antenna 3. Anche oggi vi portiamo all'interno delle notizie principali della giornata che poi approfondiremo nel corso dei nostri telegiornali serali. Oggi nuova giornata di sopralluogo sul cavalcavia di Mestre, teatro della strage del bus, nuovo sopralluogo del super perito, dovrebbe iniziare a breve e per noi sul luogo ci sono Sandro Ponchio e Filippo Fois. Buongiorno Filippo. Buongiorno Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo a Mestre, alle mie spalle Corso del Popolo. Tra poco Sandro Ponchio girerà anche l'inquadratura per farvi vedere il guardrail che all'incirca tra una mezz'oretta sarà chiuso al traffico per il secondo sopralluogo del superperito del Ministero dei Trasporti Placido Migliorino. Si tratta, come detto, del secondo sopralluogo che avviene sul luogo della strage che ricordiamo avvenuta il 3 di ottobre. Un primo sopralluogo si era tenuto il 25 di ottobre, era previsto anche questo secondo appuntamento che dovrebbe essere quello finale, risolutivo per quello che riguarda perlomeno questa parte di indagini, dopodiché il superperito ha chiesto 120 giorni di tempo per produrre le sue conclusioni. Ci sono diverse cose che devono essere appurate su questo tratto di strada, non solo il guardrail, del quale peraltro sono anche stati estratti dei pezzi che poi sono in questo momento sotto analisi, ma anche sullo stato dell'asfalto e secondariamente poi il mezzo, cioè l'autobus, che è ancora sotto sequestro, dal quale è stata estratta con parecchie difficoltà la scatola nera perché è molto danneggiata. Io la chiamo impropriamente la scatola nera, si tratta dell'hard disk nel quale sono registrate le immagini che furono girate al momento dell'incidente in quel tragico 3 di ottobre. Essendo molto danneggiato bisognerà aprirlo con molta cautela per non creare più danni di quelli che sono avvenuti. C'è poi un'altra questione che rimane aperta ed è quella sulla condizione di Alberto Rizzotto, le condizioni di salute di Alberto Rizzotto, l'autista di 40 anni dell'autobus La Linea. Come sapete è stata già effettuata l'autopsia, però si stanno compiendo ulteriori controlli per quello che riguarda il cuore. C'è una notizia, peraltro smentita dagli avvocati della famiglia di Rizzotto, secondo la quale l'autista aveva dei problemi di tachicardia. Tra poco, tra un'oretta circa, noi vi faremo vedere anche l'arrivo dei periti e degli avvocati. Io per ora direi, Francesca, che se non hai domande da Mestre è tutto. Grazie davvero Filippo, e naturalmente pronti a ricederti la linea nel corso della nostra diretta. Grazie anche a Sandro Ponchio per le immagini. Continuiamo con la cronaca. Molestie nei confronti di un sedicenne. Un anziano sacerdote dovrà rispondere alla procura dell'accusa di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima. Il fatto è accaduto nell'Alta Padovana. Sta indagando la Procura di Padova sulla denuncia presentata dalla famiglia di un adolescente che vive nell'Alta Padovana. Siamo alla metà di ottobre, quando il ragazzo sedicenne e un amico che stanno camminando insieme per strada vengono avvicinati da un'auto dalla quale scende un anziano sull'ottantina. L'uomo dapprima dice qualche parola, poi si avvicina all'adolescente molestandolo e toccandolo. I due ragazzi reagiscono e scappano. Solo poco dopo riconoscono l'auto dell'anziano parcheggiata vicino alla chiesa del paese e si avvicinano colpendola a calci. Tornato a casa, il sedicenne racconta tutto ai genitori, che sporgono denuncia ai carabinieri. Parte subito l'indagine. Il molestatore viene individuato e riconosciuto. Si tratta di un sacerdote in pensione, indagato dalla Procura di Padova con l'accusa di violenza sessuale. Il prelato, che ha già nominato il suo difensore, verrà sentito dal PM Sergio Dini, titolare dell'inchiesta.
Docente della scuola superiore di Age of Farm a Roncade nella Bufera, dopo una storia su Instagram con la scritta "Andate all'inferno, Hitler aveva ragione su voi ebrei". Post poi che l'insegnante ha immediatamente rimosso. La professoressa nata in Libano ha ammesso la pubblicazione ai dirigenti scolastici, sostenendo di averlo fatto in un momento di sconforto psicologico. A scoprire il video sarebbe stata una studentessa che lo ha salvato sul proprio cellulare e lo ha mostrato ai genitori. Da qui lo screenshot si è propagato, come spesso accade, via chat tra le famiglie degli altri ragazzi. L'insegnante ora rischia un provvedimento disciplinare. Truffe poi trasformate in veri e propri furti ai danni di anziani. 14 colpi accertati tra Treviso, Padova, Vicenza e Venezia. Una persona arrestata e 4 denunciate. Il bottino recuperato dai carabinieri ammonta a quasi 200.000 euro. Buongiorno, sua nipote ha causato un incidente, sono l'avvocato. Servono dei soldi per la cauzione. La telefonata trappola diretta alle persone più fragili, gli anziani che, spaventati, consegnavano al sedicente legale giunto in abitazione tutti gli averi, dai monili, orologi di valore, denaro. 14 colpi accertati tra le province di Treviso, Venezia, Padova, Vicenza e Verona. Il bottino recuperato dai carabinieri ammonta a 200.000 euro. L'operazione dei carabinieri di Castelfranco è scattata dopo l'arresto di Mirko Levac, 36 anni di Vedelago, arrestato in flagrante mentre stava tentando l'ennesimo colpo ai danni di un 84enne di Conegliano. Le indagini hanno consentito di identificare i componenti di un gruppo che risultano tutti indagati. Le indagini sono state condotte dai carabinieri Castelfranco Veneto con il coordinamento della Procura della Repubblica di Padova, e le attività svolte, in particolare le perquisizioni effettuate presso le dimore degli indagati, hanno consentito di rinvenire e sequestrare una gran quantità di refurtiva, appunto gioielli, orologi di valore, monili, denaro contante, oggetti che oltre a un valore intrinseco avevano per le vittime, spesso appunto persone anziane, sicuramente anche un valore affettivo. Una persona è stata arrestata, altre 4 sono indagate. Una banda specializzata in questi reati che iniziavano con una truffa e poi si trasformavano in furti o rapine. Rolex, anelli, ciondoli, monete e denaro in contante, circa 6.000 euro la somma recuperata. Sequestrati anche i cellulari utilizzati dai malviventi per chiamare le loro vittime. Anziani che venivano presi di mira e controllati prima del colpo. Al polso di uno degli indagati è stato trovato anche un Rolex rubato ad una vittima. Non solo, i militari dell'arma hanno anche recuperato delle ricevute di alcuni banchi dei pegni a Venezia e Roma. Sono state sequestrate queste ricevute che hanno consentito di operare presso queste agenzie, ovviamente non coinvolte nell'attività di indagine, e quindi di bloccare questi beni prima che venissero ulteriormente alienati. L'appello dei carabinieri a chiunque riconoscesse i propri gioielli. Per noi è importantissimo adesso risalire alle vittime e ai denuncianti, e quindi chiunque riconoscesse questi monili potrà rivolgersi ai carabinieri di Treviso e quindi tornare in possesso, ripeto, di questi oggetti. Un reato odioso che non solo mette a rischio gli anziani per lo spavento della telefonata che ricevono, ma anche per il furto che subiscono. Ennesima tragedia della strada: in uno scontro frontale tra 2 auto è morto un 59enne di Quarto Daltino. Le lamiere contorte delle auto, il boato dopo uno schianto che ha squarciato il silenzio. L'ennesima vittima della strada, si tratta di Lucio Buso, 59 anni, residente a Quarto Daltino. La tragedia è avvenuta ieri sera intorno alle 19:30 in località Trepalade. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri, ma da una prima ricostruzione in prossimità di una curva una delle 2 auto avrebbe invaso la corsia opposta, andando a sbattere violentemente contro la macchina che proveniva da senso opposto. Nulla da fare per il 59enne morto per le gravi ferite riportate. Ferito anche l'automobilista dell'altra vettura, stabilizzato sul posto dagli uomini del SUEM 118 e portato all'ospedale all'Angelo di Mestre. L'uomo, 38 anni, è ricoverato in terapia intensiva. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco. E adesso saluto, buongiorno al senatore Andrea Martella, ben ritrovato.
Buongiorno a lei e a tutti i vostri telespettatori. L'abbiamo strappata ai suoi impegni in aula, ma ci sono insomma tante notizie da commentare insieme che riguardano prettamente la realtà veneta, ma io partirei subito, senatore, con una riflessione sulle polemiche che seguono l'accordo siglato appena 2 giorni fa tra Italia e Albania per l'accoglienza dei migranti. Sappiamo la realizzazione di questi 2 centri, 2 hub in Albania, giurisdizione italiana, costi sostenuti dall'Italia, e questo per gestire le pratiche burocratiche di riconoscimento dei migranti che vengono insomma salvati in mare. E la stessa Unione Europea non nasconde i propri dubbi e chiede di poter visionare questo accordo. La stessa cosa l'abbiamo fatto anche noi come Partito Democratico, come forze di opposizione, chiedendo che quell'accordo venga parlamentarizzato, cioè possa essere visionato dal Parlamento, approfondito e naturalmente si possa esprimere un giudizio. Sa, io ho l'impressione proprio che la Meloni abbia fatto questa operazione quasi all'insaputa, come si è visto, dei suoi stessi alleati e dei suoi 2 vice premier, per spostare l'attenzione dalla situazione molto difficile che c'è in questo momento dal punto di vista economico, anche per una legge di bilancio molto povera di contenuti e di misure, e per spostare l'attenzione su questo accordo di cui tutti parlano, piuttosto che sul fatto che si tagliano le pensioni, piuttosto sul fatto che i medici fanno sciopero, che non ci sono le risorse sulla sanità. Però poi, vedendo nel merito, questo è un accordo che lascia molto perplessi. Non si capiscono le ragioni dal punto di vista del diritto internazionale comunitario, appare una specie di respingimento collettivo. Lo stesso presidente della conferenza episcopale, il cardinale Zuppi, ha detto che ciò dimostra che l'Italia non sa fare l'accoglienza e che quindi invece bisognerebbe farla in Italia piuttosto che in Albania. Insomma, qualcosa di negativo, di sbagliato, che speriamo di poter discutere e che, come lei ha detto, sta suscitando molte polemiche, come se il nostro Paese avesse bisogno di ulteriori polemiche. Allora, senatore, io devo interromperla pochi istanti perché mi chiede la linea il nostro Christian Arboit per una serie di iniziative da Castelfranco per quanto riguarda diciamo così, il degrado, ma non solo, perché ci sono anche episodi di microcriminalità particolarmente attenzionati. Buongiorno a te, Christian, e buongiorno ai tuoi ospiti che vedo alle tue spalle. Sì, buongiorno Francesca, buongiorno a te anche da parte di Simone Merlo che sta curando la parte tecnica. Mi trovo a pochissimi metri da piazza Giorgione, nel cuore di Castelfranco Veneto, il salotto buono di Castelfranco Veneto, ma qui lo scenario cambia. Siamo in una zona particolarmente degradata, teatro di continui episodi di degrado ma anche di microcriminalità, stando almeno alle testimonianze che stiamo raccogliendo. Qui con me c'è Mirko Casteller, presidente della Fondazione Morello, noto psicologo, psicoterapeuta che si occupa tra l'altro di disagio giovanile, Eric Zamai, titolare di un bar poco distante qui in piazza, e Giorgio Zacco, gioielliere. E partirei proprio da Giorgio Zacco, che ieri sera ha visto delle scene inquietanti per l'ennesima volta proprio in questa zona. Sì, solita scena, soliti ragazzi, solite bande, degrado totale, gente che non entra in galleria perché ha paura, buio, c'è un buio pazzesco, non si vede neanche un metro. E chiaramente anche noi ne risentiamo nel lavoro, perché la gente, una volta questo era un passaggio sera, giorno, non c'erano problemi, ma adesso la sera, se voi venite di sera qui quando è buio, vi rendete conto che
è impossibile entrare in galleria. Ecco, parliamo di spaccio, di che cosa parliamo? Ma io ho visto anche spacciare, sì. Poi, sa, ormai è talmente una cosa normale quasi che c'è spaccio, c'è ragazzi che si bevono, che buttano tutto per aria, che fanno come se fosse casa loro, non hanno un minimo di... Sì, non hanno una responsabilità di quello che fanno le cose magari senza pensarci. E qui, come avete visto, avete documentato, questo aumenta perché qua non c'è nessuno, non ci sono negozi, è tutto brutto, vecchio. Una zona abbandonata di fatto a se stessa. E tra l'altro Eric Zamai ci diceva che qui quando si taglia l'erba si trovano anche le siringhe. Sì, assolutamente. Purtroppo quando tagliamo l'erba ogni tanto ci rendiamo conto che buttano le siringhe, buttano comunque appunto bottiglie di vetro, perché qua la sera, soprattutto quando, anche perché noi ci rifiutiamo sempre di servire alcolici ai minori e quindi molte volte vengono qua dietro, vanno a prendere magari delle bottiglie al supermercato e poi appunto si siedono qua e iniziano a fare degrado perché comunque poi passano anche persone, anziani con nipotini e non riescono più a transitare qua perché appunto chi accompagnerebbe un bambino con con dei ragazzi appunto che si mettono a spazzare, a fumare. Parliamo di giovani, giovanissimi, anche minorenni. Soprattutto, direi soprattutto. Anzi, giusto la settimana scorsa è passato un signore che in realtà aveva più di 35 anni e si è intrufolato nel mio magazzino e ci ha rubato delle bottiglie. E questo succede appunto perché la zona non è luminosa e quindi le persone all'oscurità insomma riescono a muoversi meglio. Il tuo magazzino, Eric, è qui sul retro? Quindi... Sì, esattamente, è qua sul retro. Questa persona si è introdotta e ti ha portato via degli alcolici, sì, qualcosa? Una Sky, un Baileys e anche un Rum, mi ricordo, sì, una cinquantina di euro. Ma il punto è che se questa cosa capita, non dico all'ordine del giorno, ma una volta a settimana, se ne risente anche. Capita spesso? È capitato, sulla mia gestione la prima volta, però parlando con i dipendenti è capitato più e più volte. Quindi gente che si introduce nel magazzino del locale per asportare alcolici? Anche questo, ma comunque vogliamo aggiungere che anche nel nostro plateatico molte volte, perché comunque la cosa è molto vicina, questo giardino è molto comunicante con il nostro plateatico ed invita clienti indesiderati qua. E poi noi comunque dobbiamo sempre sottostare alle regole della legge, insomma, che dicono che noi dobbiamo servire chiunque, però ci mettono in difficoltà perché le persone vengono a volte anche già ubriache, già alterate e poi appunto succede che noi ci rifiutiamo di servire e dopo si incazzano, questo è il discorso. Vi ritrovate in difficoltà. Questo è uno scenario ben preciso che Mirko Casteller vuole in qualche modo contrastare anche come presidente della Fondazione Morello, perché la Fondazione Morello è proprietaria di tutto questo immobile e ha in mente una progettualità di valorizzazione accanto ad altri privati qui della zona, in modo da trasformare l'area, valorizzarla. Il punto è che c'è una richiesta di variante, ma al momento tutto sembra bloccato in Consiglio Comunale. È così, Casteller? Diciamo che c'è una discussione tra le forze politiche attualmente a livello comunale, però è una discussione che a noi non tocca minimamente, cioè noi qui abbiamo un problema sostanziale, ho più di 50 famiglie che partecipano alla formazione dei corsi della Fondazione e non possono assolutamente qui ragazzi piccoli di 7, 8, 9, 10 anni passare in un degrado di questo genere qua. Ce ne facciamo carico tutto noi, abbiamo già presentato le volumetrie, siamo già d'accordo anche con i soggetti confinanti, quindi noi metteremo a posto tutta quest'area per renderla appetibile al territorio e soprattutto per evitare queste forme di devianza che vedono qui il contatto poi con i ragazzi nostri che salgono al primo piano e fanno formazione costante ogni giorno. È imbarazzante che in una piazza nobile come quella di Castelfranco Veneto, lì piazza Giorgione, ci si trovi a non poter fare un intervento come questo. Quindi voi proponete di fatto, sintetizzando, un patto antidegrado per quest'area di Castelfranco
Castelfranco Veneto particolarmente colpiti. Noi abbiamo già lanciato, l'amministrazione attuale e maggioranza e minoranza, la proposta. Chiediamo che venga portata il più velocemente possibile in Consiglio l'approvazione della variante volumetrica. Preciso fin da ora che noi non utilizziamo volumetrie in più, anzi abbiamo rinunciato a più di 2500 metri cubi. Grazie Casteller, torneremo sull'argomento. Grazie ancora a Giorgio Zacco, Eric Zamai per le loro testimonianze. Da Piazza Giorgione è tutto con Simone Merlo. Francesca, ti restituisco la linea. Grazie Cristian, grazie a Simone Merlo e grazie ai tuoi ospiti per questa fotografia della situazione. Torno dal senatore Andrea Martella, grazie per la pazienza e subito, senatore, le farai commentare le dichiarazioni rilasciate pochi minuti fa dal governatore del Veneto Zaia, che ha inaugurato oggi a Verona Fiera Cavalli. Zaia che ritorna sulla vicenda Olimpiadi e sulla insomma scottante vicenda Bob a Cortina, dicendo: io dico che c'è ancora un decreto aperto, vorrei anche continuare a dire che Cortina si aspetta il Bob. Per me, finché qualcuno non ci scrive, c'è ancora aperta una possibilità. Voglio ricordare al mondo intero, aggiunge Zaia, che se non c'è più il Bob non è colpa della Regione Veneto. Non dovevamo realizzarlo noi, quindi vorremmo almeno che si considerasse che noi siamo parte in causa come danneggiati. Beh, questo è un classico di Zaia. Quando le cose vanno bene è merito suo, quando invece non vanno bene è colpa di qualcun altro e lui chiede dei ristori. In questo caso se la prende con il governo, cioè lo stesso governo di cui fa parte, di cui la sua forza politica fa parte, di cui è referente per queste opere il ministro, del capo del suo partito Salvini, e continua a dire che lui non ha responsabilità, quando è del tutto evidente che per primo nel corso di questi anni ha considerato la pista da bob come un'opera che si potesse realizzare non valutando la complessità dal punto di vista economico e dal punto di vista ambientale. È un grande flop per la Regione Veneto, è un grande flop per Zaia. Le Olimpiadi sono un'occasione importante per tutti quanti noi, andava tutto gestito meglio per fare in modo che Cortina potesse essere una sede prestigiosa come merita di essere. Io ho chiesto al governo di relazionare punto per punto in maniera dettagliata sul cronoprogramma delle opere e su come intende svolgersi la manifestazione. Non ho ancora avuto risposte, capisco che il governo sia in difficoltà. Vedo che c'è ancora una trattativa in corso, però io non penso che questa trattativa possa portare al fatto che si riapra il dossier pista da bob a Cortina, come Zaia un po' disperatamente in queste dichiarazioni sembra sostenere. Zaia che ieri si è detto soddisfatto per il via libera in commissione bicamerale per quanto riguarda l'autonomia e lei, senatore, ha detto c'è stata una forzatura da parte della maggioranza. Perché cosa è accaduto? Beh, non sarei soddisfatto se fosse in Zaia. È accaduto che una commissione bicamerale per gli affari regionali non ha concluso un iter di audizione che aveva previsto e ha abbastanza in fretta e furia, visto che questa commissione è stata istituita solo nel mese di settembre, votato il parere sull'autonomia differenziato che doveva essere reso alla commissione competente. I lavori non sono ancora conclusi nella commissione competente, manca il voto di qualche articolo, e però abbiamo visto come essere stata annunciata la madre di tutte le riforme da parte della Meloni sotto le vesti del presidenzialismo, meglio del premierato, e abbiamo visto come questa riforma è stata inserita nel calendario, anche se ancora non si è manifestata, diciamo, del Senato, ed è per questa ragione che ho parlato di una controaltare, di un baratto, l'autonomia in cambio del premierato, due cose molto diverse.
per delle forze politiche molto diverse come la Lega e Fratelli d'Italia. Siccome è stata annunciata questa riforma, si sono voluti accorciare i tempi dell'approvazione di questo parere, commettendo una forzatura, è per questo che noi non abbiamo partecipato al voto e invece continuiamo con le nostre proposte a sostenere quelle che sono le ragioni di un'autonomia seria che possa servire al Veneto. Quello che sta emergendo invece è una sorta di scatola vuota sotto forma di una legge quadro che però di fatto sarà irrealizzabile dal punto di vista finanziario, dal punto di vista delle funzioni che potranno essere assegnate alle regioni. E a me sembra appunto un'arma di propaganda, così come il premierato, appunto il premierato caro alla Meloni e l'autonomia cara a Salvini. Ultima domanda, senatore, riguarda la legge sul fine vita, perché lunedì inizieranno le audizioni alla 5ª Commissione Salute del Consiglio regionale del Veneto ed è stata accolta la proposta di ascoltare in quella sede Stefano Geller. È un passaggio molto significativo per il Consiglio regionale del Veneto. È un passaggio molto significativo per tutte le forze politiche, poter approfondire dei temi così delicati che riguardano l'esistenza delle persone, il passaggio tra la vita e la morte. Io penso che ci voglia una grande lungimiranza, una grande capacità di approfondire le materie, quindi ben vengano le audizioni. Il Partito Democratico è perché si faccia una legge da questo punto di vista. Nella scorsa legislatura si votò un testo che alla Camera, che è attualmente depositato al Senato e che sarebbe bene riprendere per dare una configurazione nazionale alla legislazione su tutta questa materia, e però se questo non avviene, e non avviene perché le forze del centrodestra non intendono sbloccare questa discussione in Parlamento, è giusto che le regioni si possano pronunciare a partire dalla legge di iniziativa popolare che è stata proposta e che pone molti degli obiettivi che nel corso di questi anni il Partito Democratico ha proposto. Grazie davvero al senatore Andrea Martella per questa analisi di diverse tematiche molto sentite da tutti. Grazie davvero senatore, buon lavoro, lasciamo i suoi impegni in aula. Grazie. Poi buon lavoro. Grazie, a risentirci. E questa insomma è l'analisi, sono temi a carattere nazionale ma che poi hanno inevitabilmente delle ripercussioni anche sulla nostra realtà. Continuiamo con la cronaca. Un detenuto della casa circondariale di Verona Montorio è stato salvato dalla polizia penitenziaria dal tentativo di togliersi la vita impiccandosi in cella. Lo riferisce il segretario del sindacato autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, Donato Capece. L'episodio si è verificato ieri sera nella 6ª sezione detentiva di Montorio. Solo grazie al tempestivo intervento del personale di Polizia Penitenziaria, spiega Capece, che lo ha soccorso con immediato massaggio cardiaco e intervento degli infermieri e medico di guardia, il detenuto si è ripreso. Contestualmente sono arrivati i soccorsi del 118 e l'uomo attualmente è in ospedale. Non si possono escludere danni di tipo cerebrale. Furti e rapine in casa, arriva l'appello del comandante dei Carabinieri di Treviso, Ribaudo, che dice ai cittadini: non reagite. Nelle ultime settimane si è registrato un'escalation di furti e rapine nelle abitazioni, malviventi senza scrupoli che fanno irruzione nelle case soprattutto nel tardo pomeriggio e nella sera, anche con i proprietari all'interno. Quello che mi sento da dire intanto è esprimere la vicinanza a chi ha avuto questi episodi, insomma, che è chiaro creano in ognuno di noi profondo rammarico, perché vorremmo che tutto ciò non si verificasse mai in nessuna circostanza. L'altro aspetto è certamente quello di non reagire, ma è un compito che è devoluto a noi,
ma di cercare laddove possibile di veicolare nella maniera più tempestiva possibile l'informazione alle forze dell'ordine, e poi un compito nostro assicurarli alla giustizia. È questo il periodo più difficile, più delicato su questo fronte. L'Arma dei Carabinieri ha infatti potenziato i controlli ed i risultati non sono mancati. Solo qualche giorno fa sono stati arrestati 3 topi d'appartamento dopo un colpo messo a segno a Casale. Nei mesi dal 29 ottobre fino al 31 dicembre abbiamo disposto una significativa intensificazione dei servizi nell'orario tardo pomeridiano, proprio nel tentativo di realizzare uno strumento di prevenzione che possa contenere la pervasività di questo odioso fenomeno criminale. Non c'è una zona maggiormente a rischio, i ladri si spostano di comune in comune, bande specializzate in questi crimini che agiscono magari puntando alcune zone rispetto ad altre, ma l'intero territorio è interessato al fenomeno. L'appello del comandante Ribaudo. Colgo l'occasione per rinnovare l'appello che facciamo in maniera diffusa, che è quello di veicolare sull'utenza 112 o comunque sull'utenza di pronta emergenza delle forze di polizia qualsiasi comunicazione che possa risultare utile. Abbiamo sistemi, strumenti, capacità per analizzare al meglio ogni notizia che ci viene fornita e quindi per poter poi orientare al meglio la nostra attività, la nostra manovra di controllo del territorio e anche quella repressiva. Incidente questa mattina a Fonte, un camion esce di strada, si ribalta e finisce contro un'abitazione. Momenti di paura a Fonte. Buongiorno alla nostra Sharon Di Carlo. Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti i telespettatori. Tragedia sfiorata qui a Fonte in via Castellana, lo vedete dalle immagini di Renzo Rigon. Cos'è successo? Erano le 9 del mattino quando 2 camion si sarebbero incrociati lungo la carreggiata, lo vedete, una strada provinciale molto stretta, un camion avrebbe quindi invaso la corsia opposta e l'altro mezzo per schivarlo sarebbe uscito fuori strada ribaltandosi e poi schiantandosi contro il muretto di un casolare. Un incidente che avrebbe potuto avere, lo vedete dalle immagini, conseguenze drammatiche, ma fortunatamente l'autista è riuscito a liberarsi, uscire dal mezzo e lo vedete proprio la persona che in questo istante è lì accanto agli agenti, ai soccorritori, è la persona appoggiata, la persona con la giacca blu che mi ha chiesto se possiamo parlare tra poco perché è ancora molto scosso, è ancora poco lucido, quindi tra poco avremo una sua intervista che vedrete nei nostri telegiornali di questa sera. Invece un'altra informazione, secondo le prime dichiarazioni dell'autista, l'altro camion invece sarebbe scappato, quindi non ci sarebbe traccia al momento. Però io ho qui con me il sindaco di Fonte, Luigino Ceccato. Buongiorno sindaco, mi raggiunga pure. Buongiorno a voi. Questa mattina veramente poteva finire in tragedia. Sì, sicuramente sì, vista la dinamica dell'incidente. Sono arrivato immediatamente dopo il messaggio che ho ricevuto e ho raggiunto il posto, cioè il luogo dell'incidente. Quando ho visto l'autista ho chiesto: sei tu l'autista? Sei tu? Sì, sono io. E ho detto qualcuno da sopra ha visto bene e ti vuol lasciare a lavorare ancora, a farlo. Miracolo. È un miracolo, sì. Però non è la prima volta che succedono questi gravi incidenti stradali su questa provinciale, mi raccontava. No, non è la prima volta. Nell'arco degli ultimi mesi, un anno e mezzo, penso sia il quinto o il sesto incidente, con dinamiche diverse, indubbiamente sì, però dovuti allo stato di fatto di questa viabilità. Perché è molto stretta. Una strada molto stretta, senza panchine ai lati, c'è un fossato da una parte e un altro dall'altra, molto stretta e il traffico sta aumentando in maniera esponenziale, anche perché questa strada serve lo svincolo di uscita o entrata della superstrada per collegarla attraverso il centro cittadino di Onè di Fonte, e va a servire questo tratto di Piedemontana del Grappa. Avete già chiesto alla Regione di intervenire, diceva? Abbiamo chiesto alla Regione di intervenire e alla provincia di intervenire per quanto riguarda l'allargamento della strada, ma abbiamo chiesto a Regione e provincia di intervenire e di aiutarci per risistemare
rimodulare anche l'incrocio di Piazza Onè con una rotatoria, e siamo qui che aspettiamo una risposta. Una risposta, anche se la risposta finora è stata quella che non ci sono soldi, ma per questi casi, per queste circostanze, i soldi bisogna trovarli da qualche parte. Non ci sono soldi, ma ci sono incidenti come quello di questa mattina. Le faccio una domanda, torniamo alla dinamica di quello che è successo. Dalle prime dichiarazioni sembrerebbe che l'autista del secondo mezzo e il secondo mezzo sia scappato. Sembra di sì, almeno a voce dell'autista che ha subito l'incidente, perché io dico che l'ha subito in questo caso. Sembra che il mezzo che veniva in senso contrario abbia invaso la sua corsia, e lui per lasciare strada è scivolato nella panchina che non c'è di fatto, perché la striscia bianca finisce con la strada e non c'è più niente, quindi la ruota quando esce ti uccide, insomma, ecco, di solito. In questo caso è andata bene. Comunque, Sindaco, io la ringrazio il Sindaco Luigino Ceccato. Francesca, io al momento starò qui perché, come vedete, stanno ancora intervenendo i vigili del fuoco, la polizia locale. Se ho qualche aggiornamento vi richiedo la linea. Grazie. Grazie al Sindaco, sicuramente se riesci poi ad avvicinare, come hai annunciato, il conducente del camion, inevitabilmente ancora sotto shock, racconterà insomma la sua versione. Richiedici la linea. Una notizia di cronaca. La Polizia Economico-Finanziaria e la Polizia Stradale di Venezia hanno eseguito una serie di perquisizioni disposte nei confronti di un gruppo con base nel veneziano accusato di commettere truffe nel commercio di auto. Gli indagati sono 6 residenti tra le province di Venezia, Padova e Pordenone. L'operazione è incentrata su irregolarità legate al commercio di automobili di importazione, l'intestazione fittizia di un autosalone, evasione fiscale e falsità in atti pubblici. Il modus operandi prevedeva annunci pubblicitari su portali di vendita online di auto, ai quali seguivano accordi contrattuali con i clienti che però, dopo aver versato gli acconti, non riuscivano più ad avere contatti con i venditori, che si rendevano irreperibili. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta e ringrazio per essere con noi la sindaca di Altivole, Chiara Busnardo. Buongiorno Sindaco. Buongiorno Francesca. Grazie davvero. Perché? Perché in un momento così delicato per i comuni alle prese con bilanci difficili da chiudere, per far quadrare da buone madri, padri di famiglia i conti dei municipi, il comune di Altivole ha approvato dei contributi che sono tra i più alti della zona territoriale da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie. In questo spazio abbiamo spesso parlato delle difficoltà delle scuole paritarie di continuare a fornire questo importantissimo servizio alle famiglie, proprio perché alle prese con rincari, con fondi che insomma sono sempre più risicati, nonostante il presidente della FISM Veneto abbia sempre detto che l'aiuto dai sindaci, dai comuni è sempre principale, quello che arriva puntualmente, mentre a mancare un po' l'aiuto a livello di Stato, a livello di governo. Però veniamo a noi, Sindaco, e spieghiamo che cosa avete deciso di destinare alle scuole dell'infanzia del vostro territorio. Sì, esattamente. Allora, abbiamo deciso, attraverso una convenzione di durata di 3 anni, per cui il Comune si impegna per 3 anni, di dare un contributo di 650 euro a bambino, che viene raddoppiato in caso di bambino con disabilità, più 1.500 euro a sezione, quindi a classe creata, e altri 2.000 euro, in linea anche con le nostre politiche proprio di attenzione al benessere e ai corretti stili di vita, 2.000 euro per la mensa interna. Questo ci sembrava fondamentale per dare il supporto e il sostegno alle famiglie sempre più in difficoltà in questo momento, e anche di riconoscere il lavoro fatto dalle nostre scuole dell'infanzia paritarie negli anni, per cui certo i nostri conti sono in difficoltà come quelli di tutti i comuni, ma noi crediamo che l'educazione 3-6 e quindi il lavoro svolto dalle scuole
dell'infanzia paritarie sia fondamentale tanto quanto una strada o un edificio pubblico e quindi meriti assolutamente il nostro sostegno. Un comune assolutamente virtuoso, sindaco, perché mi verrebbe da chiederle come siete riusciti appunto in un momento così difficile, perché anche per voi aumentano le spese, sappiamo come la finanziaria non vi abbia sicuramente premiati e quindi come si riescono a trovare queste risorse? Beh, si riesce innanzitutto con grande efficienza. Un ottimo lavoro da parte di tutti i collaboratori funzionari comunali e infatti il sostegno anche economico, per esempio alle scuole materne, non è solo appunto da un punto di vista economico, ma è anche proprio il sostegno da parte di tutto il servizio scuola e servizi sociali, perché ovviamente la sinergia e la collaborazione si attua non soltanto con il sostegno economico, ma anche nella collaborazione per tutte le progettualità e nel seguire i casi più fragili ovviamente che affrontano le scuole paritarie e nonostante le difficoltà, devo dirvi, perché questo è stato anche un braccio di ferro con il nostro settore ragioneria, perché è la cifra limite ovviamente che il nostro bilancio consentiva, ma per noi era una priorità questo tipo di sostegno, perché parliamo di denatalità, parliamo di problemi legati alle famiglie, alla difficoltà per le donne di proseguire nel mondo del lavoro, ma se non diamo noi per primi i servizi che consentono tutto questo, abbiamo fallito in partenza. Per cui ci siamo sentiti anche a costo magari di ridurre e di ottimizzare le spese in altri settori, di sostenere fortemente il lavoro delle scuole materne, anche perché, come lei ha ben sottolineato, la FISM ha ben mostrato quanto le scuole dell'infanzia siano paritarie, siano efficienti rispetto al servizio pubblico, quasi con un costo a bambino all'anno metà rispetto al costo del servizio pubblico, quindi il peso sulla finanza pubblica è ridottissimo e quindi almeno noi, l'ente più prossimale ai cittadini, non può non riconoscere lo sforzo fatto da queste scuole. Però ci sono dei soldi, riusciamo a quantificare qual è la cifra che viene destinata complessivamente alle scuole dell'infanzia, sindaco? Sì, allora con questa nuova convenzione passiamo da un contributo ordinario dei 90.000 euro, come era destinato dalla precedente convenzione, a circa 105.000 euro. Quindi è un delta abbastanza importante. Siete stati costretti, chiaramente siete stati costretti a rivedere le varie voci di spesa. Avete tolto da qualche parte per mettere qui o quella virtuosità, quella bravura di di mettere d'accordo un po' tutti i soggetti coinvolti, tutti i suoi assessori, immagino comunque tutta la sua squadra che la affianca, è stato sufficiente? Cioè questi soldi alla fine avete dovuto trovarli per destinarli a questa voce e come siete riusciti a farlo? Al di là di questo gioco di squadra che è sempre fondamentale, perché poi l'aspetto umano è sempre fondamentale in queste cose. Certo, devo dire, Francesca, che noi facciamo tante cose grazie anche all'aiuto e alla disponibilità gratuita di professionisti e quant'altro. Quindi abbiamo ridotto alcuni contributi, soprattutto nell'area cultura e servizi sociali, perché ad esempio abbiamo realizzato delle iniziative che si sono sostenute grazie all'apporto volontario di degli specialisti. Pensiamo a delle serate o a degli spettacoli, quando normalmente viene pagato il cachet del relatore, in questo caso abbiamo avuto anche la solidarietà da parte di tanti professionisti che ci hanno aiutato gratuitamente, quindi gocciolina per gocciolina abbiamo potuto destinare questi soldi alle scuole paritarie. E poi abbiamo avuto anche quest'anno per esempio una plusvalenza data dal, per esempio, il contributo straordinario, il dividendo straordinario di Asco Holding,
che anche se noi siamo soci con una quota molto piccola, comunque ci ha dato quella decine di migliaia di euro che abbiamo potuto utilizzare appunto per sostenere le scuole dell'infanzia. Voi, come tutti i suoi colleghi, siete appunto in fase di chiusura di bilancio. Sappiamo il tempo è il 31 dicembre, c'è chi insomma riesce ad anticipare, c'è chi posticipa, però insomma queste sono le tempistiche. Che bilancio sarà, Sindaco? A che cosa avete dovuto rinunciare? Abbiamo dovuto rinunciare ad alcune iniziative, soprattutto magari nel campo culturale, come le dicevo. Abbiamo poi noi per pagare le spese, soprattutto i costi energetici o le maggiori spese, noi abbiamo attinto all'avanzo di amministrazione, visto che la normativa quest'anno come l'anno scorso lo consentiva. Quindi un po' stiamo diciamo assottigliando il tesoretto, sempre però con cautela, che avevamo messo via negli anni scorsi, e speriamo che la china non scenda ulteriormente, perché altrimenti poi dovremo farci delle altre domande e quindi andare a tagliare da altre parti. Per il momento comunque posso dire che abbiamo fatto dei tagli oculati e che mi auguro non abbiano influito nella percezione, nei servizi ricevuti dai cittadini. Sindaco, è un po' la domanda che ci si fa anche tra amici quando ci si trova a cena. Quanto sono aumentate le bollette? Perché poi è questa la voce che ultimamente sta pesando di più nei bilanci. Tantissimo, sono raddoppiate nel nostro caso, e nonostante noi abbiamo comunque degli impianti fotovoltaici che forniscono l'energia per gli edifici municipali e biblioteca, per cui siamo già efficientati da un punto di vista energetico, però l'illuminazione pubblica, gli edifici scolastici comunque continuano a consumare, e noi per esempio non ci siamo sentiti di tagliare gli orari dell'illuminazione pubblica per una questione anche poi di sicurezza del territorio percepita dai cittadini, per cui stiamo cercando di barcamenarci tra le tante spese ed è difficile. Siamo arrivati diciamo a un limite, per cui ci auguriamo che questo sia il tetto massimo, perché altrimenti dobbiamo cominciare a fare degli tagli ulteriori, e quindi mi auguro insomma che questo non succeda. Anche perché lei parlava di questo tesoretto messo da parte negli anni scorsi che si sta pian piano assottigliando e che appunto in parte è stato utilizzato, lo sappiamo anche dalle esperienze di altri comuni, proprio per far fronte a questi aumenti delle bollette, per evitare, come diceva lei, di spegnere lampioni o di abbassare troppo le temperature, pensiamo ad esempio all'interno delle scuole o nelle biblioteche, insomma. No, infatti assolutamente, le temperature nelle scuole e nelle biblioteche non si abbassano assolutamente, perché guardi, il nostro principale obiettivo è quello di garantire il benessere dei nostri concittadini, proprio in primis i nostri piccoli concittadini, quindi l'attenzione assolutamente va a loro e va a questa tematica innanzitutto. Ecco, magari non abbiamo rinunciato a quelli che sono i regali istituzionali. Ci sarebbe piaciuto fare una pubblicazione proprio dedicata a dei progetti. Ovviamente questa ha un costo notevole e questa è passata in secondo piano. Quindi più sostanza e meno magari rappresentatività in questo momento storico. Sindaco, ultimissima domanda, il Natale è salvo? Eventi, luminari, eccetera, o anche in questo caso la collaborazione dei privati, magari dei commercianti, salva il Natale, come spesso accade ultimamente? Bravissima Francesca, sì, le due cose. Natale assolutamente è salvo, in maniera diciamo più morigerata, se così possiamo dire, ma soprattutto grazie alla collaborazione dei tanti volontari, delle associazioni e dei privati che ci danno una mano nell'organizzare per prima cosa, per esempio, i nostri mercatini natalizi, che saranno il weekend del 18 e il 19 novembre con l'apertura delle luminarie, quindi mercatini fatti in casa, produttori locali,
animazione fatta in casa, tutta a base volontaristica di tutto il territorio che si mette a servizio proprio per la comunità, e quindi così in allegria, e anzi veramente si rinnova lo spirito natalizio, assieme anche a un'iniziativa graditissima proprio nel nostro comune che è Babbo Natale Cercasi. Anche quest'anno le letterine dei piccoli concittadini meno fortunati saranno raccolte nell'albero di Natale addobbato in municipio, e tutti gli altri concittadini potranno essere Babbi Natale per questi bambini che magari non potrebbero permettersi il regalo dei loro sogni. Quindi spirito natalizio super ad Altivole, grazie ai miei meravigliosi concittadini. Insomma, ad Altivole l'Arma Vincente è un gioco di squadra all'interno dell'amministrazione comunale, ma di tutta la cittadinanza, dei privati che si mettono insieme, e si riesce in questo modo, come nel caso delle scuole dell'infanzia, a dare un contributo a quelle realtà che sono fondamentali per le famiglie che devono assolutamente sopravvivere. Sindaco, grazie davvero per averci raccontato questo spaccato virtuoso del nostro territorio. Naturalmente buon lavoro e a presto per nuovi aggiornamenti da Altivole. Grazie a Chiara Busnato. Grazie davvero, Sindaco. E adesso vado subito a Padova dalla nostra Valentina Visentin, perché questa mattina nella città del Santo è arrivato Vittorio Sgarbi a 360 gradi, ha parlato dell'area ex Cima, ma ha parlato anche, è entrato nella vicenda che polemiche sta suscitando nella Marca Trevigiana per la casa di Lorenzo da Ponte. Buongiorno Valentina. Buongiorno Francesca, proprio così è ancora in corso nella galleria che vedete alle mie spalle la conferenza stampa di presentazione di questa mostra fotografica a cui ha assistito e ha preso parte Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura, che non perde occasione di venire a far visita a Padova, città che gli è cara, e tanti temi affrontati in una lunga intervista rilasciata a noi cronisti prima dell'inizio della conferenza stampa, perché ovviamente sono molte le situazioni in Veneto che lo interessano. Innanzitutto per quanto riguarda il padovano ha tenuto subito a precisare la tutela di quest'area, l'area ex Cima ai piedi dei Colli Euganei, all'interno dell'area del Parco Colli, dove si rischia di vedere realizzata un'importante lottizzazione, una speculazione edilizia che spaventa i cittadini e i residenti dei comuni dell'area. Sgarbi ha rassicurato non succederà nulla, è un'area protetta e tutelata e quindi verrà preservata. Poi ha parlato qui per Padova della situazione dei lavori, delle indagini scientifiche sulla statua della gatta melata, che avevano creato inizialmente qualche polemica ma che stanno procedendo spediti per poi definire quello che sarà il futuro della storica statua del condottiero gatta melata, che svetta sul sagrato della Basilica del Santo e che è sottoposta ad una indagine piuttosto specifica per vederne lo stato di salute. E poi, come ben dicevi, si è lungamente soffermato anzi sulla casa di Lorenzo da Ponte a Vittorio Veneto. Anche lì ha spiegato Sgarbi, ci ha spiegato le ultime intenzioni e la proposta del ministro Sangiuliano per tutelare quella che a tutti gli effetti, come aveva richiesto il maestro Muti, deve essere un'area, un edificio di ampio valore storico per la musica. Io vi saluto da Padova e vi lascio con le parole di Vittorio Sgarbi. Ovviamente tutti gli altri temi poi li riproporremo nelle nostre edizioni serali dei telegiornali. Intanto vi lascio con le parole di Sgarbi. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. La cosiddetta area Cima non è oggetto di nessun intervento né grande né piccolo. Ogni volta leggo che ci sono persone che protestano perché occorre rispettare il vincolo regionale e il principio della tutela del paesaggio che l'area dei Colli Euganei presuppone. Dal momento che lì parte l'impresa di Giorgio Bassani, di Italia Nostra, quando si chiudono le cave. Quindi è una storia così importante che fa parte della storia d'Italia, del risorgimento italiano. Per cui l'idea è che, una volta che io ho detto e il grande sovrintendente Tinè ha confermato che quell'area è vincolata, cosa che è nelle cose, loro non solo prendono atto, è chiaro, ma propongono di ridurre, significa che non hanno capito che non si fa niente, cioè non si fa, punto. Quindi grande, piccolo, storto, grattacieli, condomini, la parola condominio non funziona con i Colli Euganei. Per cui
mi colpiscono da un lato quelli che continuano a protestare, come se un sottosegretario, sia pure molto polemico ma affettuoso e nato poco lontano dai Colli Ugani, io ho vissuto nei Colli Ugani, andavo da bambino, avevo le fidanzate, mangiavo i torreggiani, cioè per me i Colli Ugani sono la vita. Ho difeso, come tutti sapete, il Cataio, cioè ho fatto qualunque cosa e la faccio perché è giusto farlo. Poi un luogo sacro a Bassani, grande scrittore di Ferrara. Poi un luogo sottoposto a un vincolo, ho parlato con Zaia, tutto questo. Il sindaco, il Forza Italia, prima fa proporre 4 grattacieli, 7 condomini, 50 bungalow, tutto non so, parolacce immonde, e questi, preso atto che c'è un vincolo, vogliono ridurre il progetto, fa capire che non hanno capito. Ma anche quelli che protestano, se non sanno un cazzo da fare, la domenica si alzano e dicono andiamo a protestare per l'area ex Cima, e protestano pur avendo una tutela che nelle cose. A proposito di tutela del patrimonio storico, c'è una questione aperta a Vittorio Veneto sulla casa di Lorenzo da Parlo proprio di questo. Ecco, cosa... Allora, mi sono felice di avere ancora una volta fatto pensieri simili a quelli dell'illustre ministro San Giuliano, il quale ha detto 2 cose sbagliate, però per caso. Cioè ha detto, allora noi la compreremo con la prelazione. Quindi il concetto giusto è compreremo, però la prelazione la puoi fare solo se l'edificio, il fatto tecnico, è vincolato. Siccome l'edificio non è vincolato, non c'è prelazione possibile. Cioè se lui decide di comprarlo, lui Colasio privato, comprarlo, lo Stato non può intervenire se il palazzo non è vincolato. Allora ho detto adesso, stavo dicendo proprio in macchina, che quello che dice il ministro nella imprecisione è: vogliamo comprarlo, quindi o facciamo un acquisto diretto o cerchiamo una banca come io voglio cercare, faceva prima, oppure dobbiamo prima dire al sovrintendente fai il vincolo, lo vincoli perché la casa è lì da ponte, quando qualcuno vorrà comprarla faremo la prelazione, che vuol dire che lo Stato ha il vantaggio di poterla comprare in prelazione, cioè come primo compratore. Però qual è il problema? Che c'è qualcuno che la vuole comprare? Forse no. Perché se anche quindi prima vincolarlo, questo è di interesse, può fare chiunque. Quindi lui non può dire lo compriamo nella prelazione, perché la prelazione va fatta solo se vincolato, quindi preliminarmente bisogna vincolarlo. Io so che non è vincolato. Una volta vincolato, la prelazione non basta, perché occorre che qualcuno lo compri perché tu abbia la prelazione sull'acquisto. Per cui il ministro dice una cosa nobile, come ho detto anch'io, ma con la imprecisione che io invece sapevo di un edificio che, non essendo vincolato, non è possibile comprarlo in prelazione, occorre comprarlo direttamente, costa 132.000 euro. E queste le parole raccolte dalla nostra Valentina Visentin con Vittorio Sgarbi. Oggi inaugurazione della 125esima edizione di Fiera Cavalli a Verona, presente il ministro Lollobrigida e il governatore del Veneto Luca Zaia, che è stato raggiunto dalla nostra Edi Kaliman. 125esimo anno, Presidente, Fiera Cavalli, un importante appuntamento per Verona ma per tutto il Veneto. Sì, diciamo che l'eccellenza a livello internazionale in un Veneto che è la terra dei cavalli. Si pensi solo che i cavalli in Italia sono circa 300.000 soggetti, fatturato 3 miliardi di euro e soprattutto Verona si pone come riferimento internazionale. Questo ci piace ricordarlo in una terra nella quale si ama il cavallo. Oggi più di 2.000 esemplari qui, che è un comparto che non muove solo milioni ma bensì miliardi, che anche qui in l'Italia fa la sua parte anche all'estero. Decisamente sì, qui abbiamo 2.500 soggetti, 60 razze rappresentate, altrettanti paesi. Dall'altro c'è da dire che quando vince un campione nel mondo ha sempre sangue italiano. Prova ne sia che avremo la presentazione, l'ultima uscita pubblica di Bahrain, proprio oggi, che è stato il campione di tutti i tempi, visto considerato che è stato il miglior cavallo del mondo per 3 anni consecutivi, anzi 2000, 2001 e 2003, e dall'altro ha vinto tutto quello che si poteva vincere nella storia. Abbiamo sentito prima l'intervento del ministro Lollobrigida, che ovviamente da ministro difende il Made in Italy e porta anche con sé la bandiera dell'Italia. Come questa fiera porta l'Italia più in alto? Beh, direi che il Made in Italy qui passa attraverso il sangue di questi cavalli che vincono in tutto il mondo, passa attraverso anche una promozione del binomio prodotto-territorio che è unica, visto e considerato questa è un territorio, il Veneto, che ha 1500 km di ipovie, per cui questa osmosi tra prodotto, cioè il cavallo e il territorio, che è la visita slow del territorio, ci permette di
ambire a circuiti di turismo esperienziale che oggi sono quelli in crescita, a 2 cifre fra l'altro. Sempre appunto per parlare di territorio e valorizzazione dei nostri prodotti, questione granchio blu, Presidente, un esemplare che da problema può diventare risorsa? Allora, che diventi risorsa in parte, visto e considerato che noi siamo quasi a 600 tonnellate di granchio catturate e di piazzate sul mercato 100-150, il che vuol dire che il granchio blu è in esubero, il granchio blu ci creano pochi problemi in un territorio come quello del Veneto, dove si producono, pensate, circa il 40% delle vongole a livello nazionale, che sono circa 50.000 tonnellate. Ecco, detto tutto questo, voi capite che su questo fronte noi dobbiamo fare in modo che non ci scompaia tutto quello che è la filiera della vongola o della cozza. Il granchio blu si alimenta di questi prodotti e quindi quest'anno andremo a zero nelle produzioni. Zero? Beh sì, si tende a zero, e poi con devastazione di tutto quello che sono le semine di vongole in laguna, con predazioni anche nell'acquacoltura e rottura delle reti. Diciamo che il problema è un problema veramente grave. Quali le soluzioni che sono in programma? Studiare il fenomeno, abbiamo già dato incarico per uno studio con l'università, capire il comportamento di questo granchio e capire anche qual sia il suo punto debole. Se il granchio colonizzasse definitivamente tutta la nostra laguna veneta, vorrebbe dire che è finita l'acquacoltura. Grazie Presidente. Grazie. Adesso noi ci fermiamo per la pubblicità e subito dopo una storia di dolore, di speranza e di tanto amore, la storia di Marta. A tra poco. Siamo tornati in diretta, in studio con me, li ringrazio davvero tanto per avermi raggiunta, Gianluca Mazzucato e Barbara Mosole, papà e la mamma di Marta. Marta è una ragazza che nel 2020, luglio 2020, è al mare con un'amica, ha 16 anni, sta trascorrendo, come succede a tutti gli adolescenti, una giornata spensierata al mare durante le vacanze estive, e Gianluca l'aveva accompagnata lei. Sì, l'avevo accompagnata perché doveva andare al mare con la sua amica Beatrice, e quel giorno poi è stato il giorno più brutto della nostra vita, perché ci hanno raggiunto al telefono dicendoci che era in elicottero verso Mestre, dove è stata operata. Praticamente al mare ha avuto un'emorragia cerebrale molto vasta, che da subito si è visto che non c'erano tante speranze, perché praticamente è andata in coma. Quindi trasportata a Mestre, ha subito un primo intervento di notte, dove io e Barbara e Valentina ancora non c'era perché era in ferie. Valentina è la sorella di Marta. Sì, è l'altra figlia. E siamo stati tutta la notte ad aspettare un responso, sapendo che poteva essere anche l'ultima volta che la vedevamo. A quel punto poi si sono susseguite varie operazioni, interventi di drenaggio, che però sembrava quasi che le cose andassero anche bene, erano ottimisti i medici, ma poi una notte, che non dimenticheremo mai, ci hanno chiamato dicendo che Marta era gravissima e che dovevamo correre a Mestre perché dovevano operarla, e là le hanno fatto una craniotomia decompressiva, perché praticamente la sua condizione era veramente al limite della sopportazione e stava per morire anche in quella occasione. E da lì poi ha avuto la sfortuna di avere tutte le complicazioni possibili quando c'è questo tipo di problematica. Cioè ha avuto, dopo che è stata, dopo mesi di coma, si è risvegliata, l'hanno risvegliata, ma non reagiva, ed ha avuto un vasospasmo cerebrale a cui è seguito che è durato, e anche quello era medici bravissimi, ringrazio veramente i medici di tutti gli ospedali in cui è stata Marta, medici, infermieri, operatori sanitari, perché l'hanno sempre curata, Motta, Treviso, Mestre, con un grande amore, è veramente grande umanità, grande professionalità. Io li ringrazio di cuore, ho l'occasione per ringraziarli tutti. E ricordiamolo, una parentesi, eravamo in piena pandemia tra l'altro. Esatto, eravamo in piena pandemia.
con tutte le limitazioni, Esatto. anche per voi familiari, e magari poi ne parleremo di questo, Barbara. Prego. Dopodiché siamo stati un susseguirsi di... cioè arrivavamo a un punto in cui sembrava che migliorasse e invece si precipitava nell'abisso, sempre, perché si aggravava continuamente, aveva sempre qualcosa, poi ha avuto la meningite gravissima, non si riusciva a debellarla con gli antibiotici e a quel punto siamo tornati a Treviso, dove hanno rimesso l'opercolo osseo e anche lì una notte, un'altra emorragia, un'altra ha tolto l'opercolo e situazione ancora grave. E da lì siamo andati a Motta di Livenza, dove abbiamo iniziato la riabilitazione e dove il 26 maggio 2021 è stata dimessa con la diagnosi stato vegetativo persistente e per noi è stata una sentenza che ci ha veramente... è difficile da spiegare. Però c'è un però. Però c'è un però di speranza. Però. Faccio un passo indietro. Sì. Non c'era stato nessun segnale che potesse far presagire questo nei giorni precedenti? No, Marta è sempre stata una ragazza sportiva, giocava a pallavolo, era brava, giocava a pallavolo, era sportiva, andava in palestra, non aveva nulla cioè non possiamo recriminarci, cioè non abbiamo nessuna purtroppo è così, è la vita che bisogna adattarsi a quello che succede. Possiamo dire che la vostra vita si è fermata ed è ripresa e ricominciata più volte nel corso dei mesi di ricovero di Marta, con tutte queste telefonate, queste incertezze su quello che sarebbe stato il suo e il vostro futuro. La vita di un genitore viene stravolta, ma è come se si fermasse, come se si piombasse in un incubo. Sì, si piomba in un incubo in cui però bisogna, e anche la nostra presenza anche qui è per cercare, siccome noi abbiamo avuto tantissimo aiuto da tutti, e veramente tanto amore, tanta solidarietà da tutti, aiutare magari chi si trova in questa situazione così terribile. E ci sono delle cose che noi abbiamo messo in atto. Per primo, vivere il momento, cioè vivere neanche ora per ora, secondo per secondo, dimenticarsi di quello che era Marta, e neanche pensare a quello che sarà, ma vivere il momento e ricostruire insieme qualcosa, perché Marta comunque non è più la Marta che avevamo, è una Marta diversa, poi è riemersa, poi bisogna dire che dopo, tornata a casa, ci siamo attrezzati, ci siamo tirati sulle maniche e con grande amore di tutti e di tutto l'aiuto che abbiamo avuto, perché noi è un'altra cosa che voglio dire, è che non ci siamo mai chiusi nel nostro dolore, abbiamo condiviso sempre con tutte le persone, amici degli amici e anche persone sconosciute, che ci hanno aiutato e ci hanno permesso di, come dire, cercare di questo dolore un po' dividerlo, un po' e condividerlo. Barbara diceva suo marito, non è più la Marta di prima, però è con voi. È con noi. E quella diagnosi iniziale, poi che cosa è accaduto? Voi avete rivoluzionato le vostre vite, quelle di vostra figlia, certo. Che ringrazio per le immagini che vedete realizzate da Valentina, e avete rivoluzionato la vostra casa a misura di Marta. Certo. Come sono stati quei mesi successivi psicologicamente, ma anche nella vostra quotidianità, e poi cosa è successo? Perché Marta, l'abbiamo vista, non è in quello stato vegetativo che era. No, infatti è riemersa, è rinata. Noi abbiamo parlato di una seconda vita. Marta è riemersa emotivamente, anche perché noi siamo sempre stati molto leggeri con lei, non le abbiamo mai fatto pesare il nostro dolore, non abbiamo mai pianto davanti a lei, sempre leggeri, sempre scherzosi, come se non fosse successo nulla. E questo le ha fatto tanto bene, perché lei a parte che è una leonessa, è una leonessa perché lei ha una forza incredibile, ha superato tutto. Però lei vuole fare, e infatti ha fatto dei miglioramenti inaspettati, perché quando siamo stati dimessi, la diagnosi era stato vegetativo persistente, l'alternativa era un istituto o portarla a casa. A casa con l'amore dei familiari che hanno permesso assolutamente questo. Sì, assolutamente abbiamo deciso di portarla a casa. Anzi, non abbiamo deciso, ma gliel'avevamo promesso, che è ben diverso. Era stata una promessa dal momento in cui era entrata in terapia intensiva, e io tutti i giorni dicevo a Marta, devi tenere duro, devi essere forte, perché la mamma e il papà, vedrai, ti riportano a casa. E così è stato. L'abbiamo riportata
Ignari di quello che poteva essere, non sapevamo cosa dovevamo fare. Come quando si porta a casa un neonato dall'ospedale dopo un parto. E ci siamo attrezzati. Abbiamo attrezzato la camera con un sollevatore a soffitto, poi avevamo le scale, le abbiamo tolte, abbiamo messo un ascensore per poter usufruire la parte della casa dove si poteva attrezzare una stanza e fare le attività di riabilitazione, perché Marta purtroppo non poteva essere spostata ancora all'esterno della casa. E quindi abbiamo attrezzato per poter fare fisioterapia, logopedia e quant'altro. E quindi ancora adesso la casa è in fase di cambiamento, ci saranno dei lavori a breve da fare ancora, per cui ci vorrà del tempo, però insomma contiamo entro l'anno prossimo di concludere il tutto. Ecco. Quando l'avete portata a casa, com'era Marta? Marta, se posso usare questo termine, era assente. E consideriamo molto allettata. Fortunatamente non aveva bisogno dell'ossigeno, ha sempre respirato in maniera autonoma, però doveva e deve essere seguita H24. Noi non la abbandoniamo, non può essere lasciata da sola nemmeno un momento, perché l'imprevisto, la crisi sono sempre dietro l'angolo. Quindi per noi è importante essere presenti, non ci siamo noi, c'è sempre qualcuno in casa, quindi sì, assolutamente. Quando ha ricominciato ad interagire con voi, a muoversi, che cosa, lo chiedo ad entrambi, che cosa è successo dentro di voi? Allora, si vede forse... Abbiamo un'immagine, vediamo, stavo infatti buttando l'occhio se riuscivamo, del piede che si muove? Il piede e anche una mano quando è venuta a casa il primo giorno ha finalmente toccato la sorella, perché Valentina purtroppo l'ha vista solo un giorno, il giorno del compleanno, del 17° compleanno, le è stato permesso di entrare, ecco qui questo il piede. è il momento del piede? Sì, questa era la prima volta che ha mosso il piede ed eravamo a casa un mese dopo, ricordo esattamente, sì. E aver toccato la mano di Valentina il primo giorno che è rientrata a casa è stata veramente un'emozione forte. Valentina non l'aveva vista per mesi e quel giorno sì, è stata veramente una grande emozione. Io ho fatto il paragone probabilmente improprio di quando si porta a casa un neonato, ma tutti i progressi che sta facendo Marta in questi mesi è un po' come un progresso che fa un bambino che viene alla luce, lo si segue con l'emozione di rivederlo tornare alla vita. Sì, la cosa più bella non è tanto che ha mosso la mano, secondo me, ma che è riemersa emotivamente, cioè lei non aveva più espressioni. Noi le parlavamo e lei non guardava il soffitto, non muoveva gli occhi, la lingua. È terribile, è come avere una figlia morta e ce l'hai viva, è terribile, è una cosa terribile. Però, ripeto, siamo riusciti a creare un canale di comunicazione emotiva e poi quando Marta mi ha dato il primo abbraccio, che mi ha abbracciato o che mi ha dato la mano a richiesta, cosa che non faceva nulla a richiesta. Aveva dato sì a Motta dei primi segnali con le dita, le mani, faceva cose, ma non aveva emozioni. E quindi questo per noi è stato, questa è la benzina per il nostro motore, che io penso sono convinto che è l'amore che abbiamo avuto noi, ma anche l'amore che hanno avuto tutte le persone che ci hanno aiutato, che sono state meravigliose, tutte proprio, non le elenco perché sono tantissime. Ma proprio anche venendo da noi, cioè proprio abbiamo veramente riscoperto che la vita è bella, che la vita va vissuta in maniera piena ed è breve e quindi bisogna fare il massimo per vivere bene e non pensare a tutte quelle cose che ci sono, tutti i pensieri che abbiamo, non abbiamo più pensieri, io non ho più pensieri, io ho una quiete interiore che mi permette è una forza che non sarei mai venuto qua in televisione, non avrei mai avuto neanche il coraggio di dire sono cambiato. È bello quello che ha detto, non ci siamo mai chiusi, ma abbiamo voluto condividere con gli altri l'amore della famiglia, l'amore degli amici che è sfociato in una canzone. Se il nostro Alessandro Granzieri insieme a Fabrizio Bazzoni ce la fanno ascoltare un pezzettino, poi vi invito a cercarla, la Stella di Marta, a cercarla su YouTube perché è veramente meravigliosa. Sentiamola un attimo.
sole già alto nel cielo, la sabbia mi sporca le dita, è il giorno perfetto per me, per cambiare vita. Il suono di voci lontane che sembrano dirmi tranquilla, siamo tutti compagni di viaggio, un corpo fatto d'argilla. Pensiamo di essere eterni, di avere il controllo del tempo. Pensiamo di fare progetti, ma siamo sempre foglie nel vento. Pensiamo di avere il controllo, di pianificare il futuro. Sorridi guardando il mio corpo, di sogni che ancora cattura. Se solo riuscissi a vedere come s'agita questa alternanza di immagini di Marta prima di quel luglio 2020, oggi, in questa sua seconda vita, accompagnata da queste parole. Chi ha voglia di raccontarmi la prima volta che l'avete ascoltata? Perché poi il tutto è nato come un gioco. Sì. Allora, è nato un po' come un gioco perché comunque ecco, è entrata in casa nostra anche la musica grazie agli amici che vengono, soprattutto a Diego e Chiara, che vengono ad allietare magari qualche serata estiva e anche non. E la musica a noi piace. A Gianluca piace cantare così un po' per passione. Non sono un cantante. Ed è nata l'idea, perché mi piacerebbe scrivere una canzone per Marta, dice Diego. E quindi abbiamo ascoltato la canzone quest'estate e ci siamo emozionati. Perché è riuscito a cogliere le sfumature proprio della storia di Marta, di questi 3 anni di vita. Le parole che Marta vorrebbe dire. E lui le ha messe in musica. E io ho dato voce a Marta. E quindi, è una combinazione di sensibilità, di pensieri, di emozioni che ha dato frutto a questa canzone meravigliosa che appunto, come avete detto, ripercorre le tappe, ma ripercorre poi quella che è la vita, che può essere la vita di tutti noi, l'imprevisto che nella vita di ognuno può arrivare. C'è tutto dentro, è struggente col violino, c'è la storia di Marta, il dolore. C'è anche la rabbia. Perché ci si arrabbia inevitabilmente. La rabbia è il primo periodo. Non bisogna, anche un'altra cosa che vorrei dire è che la rabbia ce l'ha il primo periodo, poi devi... Ma è umana. È umana, ma devi incanalare le tue forze, la tua forza deve essere positiva, bisogna essere sempre positivi e non mollare mai, perché noi siamo stati sempre positivi anche quando eravamo di fronte veramente alla morte. Non abbiamo mai mollato e incanalato la rabbia nella forza di andare avanti. La rabbia non è buona, secondo me. Non c'è nessuno ha colpa per quello che è successo. Perché la vita la viviamo noi e la differenza la fa come la affrontiamo. Può accadere di tutto nella vita e questo ti insegna che in un secondo la tua vita cambia. Sapere che intorno a voi ci sono questi amici che hanno avuto il tempo, la voglia, nella nostra quotidianità è anche difficile, si fa già fatica a pensare alla propria famiglia, pensiamo a dedicarci agli altri. Sapere che avete questo appoggio, che non è un semplice appoggio, ma è veramente un supporto morale. Nel frattempo continuiamo a sentire in sottofondo, ecco, questa sono i compagni. Classe, sì, la classe di Marta. Quest'anno Marta avrebbe dovuto fare la maturità e un paio di giorni prima che terminasse la scuola abbiamo fatto una sorpresa ai compagni e siamo arrivati in classe. Ci racconta quel momento di quando i compagni hanno visto Marta? Allora sono stati felicissimi, sicuramente. Sono state un paio d'ore emozionanti, un po' per tutti, per noi, per Marta che veramente ha dimostrato emozione in quel momento, vero? E i compagni l'hanno rivista alcuni, perché alcuni continuano a frequentare Marta, vengono a casa, anche loro, vedi, ricavano del tempo per essere presenti, per comunque continuare a dare un certo senso anche alla quotidianità di Marta, e alcuni compagni non l'avevano più vista, per cui è stata veramente una sorpresa, però è stato bello. Che significato ha questa canzone per voi e per Marta, per la vostra famiglia? Cos'è? Allora, per noi inizialmente non è stato solo raccontare la storia di Marta, perché io credo che più di qualcuno si possa identificare.
e il nostro messaggio è un messaggio di speranza. È quello che ci portiamo nel cuore. Noi nessuno l'ha tolta la speranza, quindi dobbiamo viverla e riuscire a ricavare quel briciolo che c'è sempre dietro l'angolo. Questo è il messaggio che volete mandare, c'è sempre speranza quando ci si trova di fronte all'abisso. Non bisogna mai mollare e continuare e volersi bene, cioè è la base, volersi bene, perché l'amore è una forza che non vediamo, ma è un collante incredibile per noi uomini e donne, cioè è una forza incredibile, un'energia che ci muove le montagne. Io ho finito il tempo a disposizione. Ringrazio davvero tantissimo Barbara e Gianluca per averci raccontato, perché non è facile. E portate il nostro saluto e il nostro abbraccio a Marta e a Valentina. E io vi lascio le previsioni del tempo, vi lascio al film Il figlio di Ali Baba e chiedo alla regia, non so se è possibile, di chiudere proprio con un secondo della canzone di Marta. Adesso so che si arrabbieranno dalla regia, ma proprio un secondo di video, se riusciamo a recuperarlo. E eccola qua, la stella di Marta, andate ad ascoltarla perché è davvero molto forte e tutti ci potremo in qualche modo identificare in queste parole, in questa storia di speranza. Grazie davvero a Barbara e Gianluca, grazie a voi. Lasciamo un attimo, grazie ad Alessandro e Fabrizio in regia. È il giorno perfetto per me, per cambiare vita. Il suono di voci lontane che sembrano dirmi tranquilla. Siamo tutti compagni di viaggio, un corpo fatto d'argilla. Pensiamo di essere eterni, di avere il controllo del tempo. Pensiamo di fare progetti, ma siamo sempre foglie nel vento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo di Antenna 3. Previsioni per giovedì 9 novembre. Sul Veneto nuvolosità in aumento da ovest nella prima parte della giornata. Nella notte nebbie diffuse, in particolare tra Verona e Vicenza, a banchi sul resto della pianura. Il cielo dal pomeriggio sarà coperto nell'intera regione, aumentando in serata la probabilità di precipitazioni, assenti invece in mattinata. Temperature minime tra 2 e 8 gradi, massime tra 11 e 12 gradi. In Friuli Venezia Giulia domani al mattino cielo poco nuvoloso o velato con nuvolosità più consistente in montagna. Dal pomeriggio cielo coperto con possibilità di precipitazioni in serata, generalmente deboli o moderate. Vento da sud. Temperature minime tra 4 e 10 gradi, massime tra 13 e 16 gradi. In Trentino Alto Adige nuvolosità irregolare in progressivo aumento nel corso della giornata con precipitazioni deboli o moderate previste al pomeriggio sera e nella notte. Nevose oltre i 1300-1500 metri circa. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime tra 10 e 11 gradi. È tutto dal meteo di Antenna 3. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.